Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buon martedì al nostro senatore Claudio Borghi Aquilini, ben trovato. Ma ciao. Senatore, allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori sempre 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi e l'altro numero 0292947222 per le vostre telefonate. Senatore, allora, intanto ben trovato. Ieri so che c'è stato un evento molto interessante in quel di Milano, la presentazione del suo libro insieme con il sottosegretario Alessandro Morelli. Com'è andata? Benissimo. Direi che bisogna anche ringraziare Pietro Marrapodi che è stato diciamo uno degli organizzatori e che oltretutto è uno che fa una cosa a me molto cara perché è presidente della Navigazione Laghi e poi chi mi segue sa che io con i battelli del lago di Como soprattutto, poi vabbè, la navigazione copre anche quelli Maggiore e Garda, sono sempre stato affezionato sin da bambino, no? E quindi insomma l'idea che in questo momento sono in mano a una persona così valida mi allarga il cuore. Infatti stanno già cominciando alcune migliorie importanti, tanto per dare un'idea. Invece di star lì a tenere le persone nel panico dei biglietti con code che arrivano sotto il sole chissà dove, hanno stanno mettendo sui battelli una cosa molto semplice, vale a dire si entra subito e si paga direttamente con la carta di credito volendo, no? E a seconda di dove si scende automaticamente viene addebitata la tariffa giusta. Per cui insomma bene, così facendo chi vuol pagare in contanti, perché ricordiamo che è sempre possibile e gradito, ecco, pagare in contanti, può andare direttamente al banchettino dove però troverà molta meno coda. Detto questo, comunque ieri a Milano c'era veramente tanta gente e dato che insomma per esperienza mia specialmente se non sei di sinistra, diciamo così, a Milano fare delle presentazioni, parlare di libri e cose di questo tipo è un po' complicato perché la gente ha sempre altro da fare e simili, vedere insomma tanta gente è stato piacevole e poi insomma ogni volta che si fanno, ormai ne so, sarà la 10ª credo che faccio in giro per l'Italia e ogni volta però vengono fuori delle idee diverse, ogni volta si parla di qualcosa di diverso e si fa capire che c'è voglia da parte della gente di sapere meglio che cosa è successo. Sì. Il fatto che ci sono ancora tante domande sulle cose che sono successe in passato, ma perché quando c'era il governo con i 5 Stelle, ma perché quando c'era il lockdown, ma perché quando cosa è successo durante le ultime elezioni, ma cosa succedeva quando facevate queste riunioni, quando si prendevano determinate decisioni, come è stato possibile togliere di torno Draghi che sembrava imbattibile, potentissimo, come sta andando adesso, cosa fa davvero, è un governo davvero sovranista, il governo Meloni, ma fa delle cose che sono simili al passato. Ecco, tutte queste cose che sono ben descritte nel libro vedo che c'è interesse, insomma, e quindi sono contento anche perché vedendo anche poi le classifiche dei libri, oltre a il mio, che vabbè ormai ne abbiamo parlato abbastanza, in tanti stanno recuperando quella che potrebbe essere, diciamo così, il nucleo di una futura biblioteca sovranista, no? Mi verrebbe con delle cose che sono davvero degli antidoti alle storie che ci regalano, no? e che ci infarciscono a reti unificate. Per esempio si sta comprando molto il libro di Dragoni sul green, si stanno comprando molto i libri di Foa
tipo Gli stregoni della notizia e l'ultimo, insomma, La società del ricatto, dove si racconta bene come fanno a manipolare le informazioni e a condizionarci. Si va a prendere addirittura un libro scritto da uno che non so chi sia, ma che è molto, diciamo, simile al mio per certi versi, perché lo prosegue, che è Io sono il potere. Io sono il potere è un libro dove hanno raccolto delle confessioni anonime, diciamo così, di un capo di gabinetto, cioè vale a dire uno di quelli degli altissimi funzionari dello Stato che fanno andare avanti i ministeri, no? Sì. Insomma, il desiderio di capire bene come funziona davvero, insomma, questo Stato, secondo me è la premessa migliore per cambiarlo. Dato che io penso che in tanti, no, che sono all'ascolto non sono contenti, tanto che in tanti vorrebbero avere dei cambiamenti radicali. Uno dei primi modi per capire bene o per sapere che cosa si può domandare, che cosa si può fare dai propri rappresentanti, è capire come funziona la macchina, ecco, perché come guardare una partita di calcio se no senza sapere le regole, no? Cioè, tu altrimenti cosa fai? Chiedi di cambiare per mettere il portiere in attacco? No, cioè prima devi capire bene come funziona e dopodiché puoi fare diciamo, puoi pretendere dei cambiamenti radicali, no? Magari cambiare l'allenatore o i giocatori. Nello specifico comunque, Antonino, se sei d'accordo, Sì. io direi che uno degli sintomi del fatto che la gente vuole un cambiamento e quale cambiamento vuole ci è arrivato dagli esiti del referendum di ieri, perché questo secondo me ci ha dato un messaggio che io leggo in modo abbastanza chiaro. C'è della gente scontenta in giro anche fra chi ci ascolta, anche fra i nostri lettori e così via? Secondo me sì. Cioè in generale fra gli italiani non è un momento d'oro, cioè non è un momento dove dice non potrebbe essere meglio di così. Cioè io credo che ci siano tanti, non so quanti sono, in passato probabilmente non di più, però ce ne sono tanti che non sono contenti. Il risultato del referendum ci sta dicendo che questi che non sono contenti chiedono risposte, ma che non sono quelle che propone la sinistra. Cioè le risposte, in particolar modo quelle del sì va bene, non siete contenti e quindi allora la cosa migliore siamo noi della sinistra e quindi più immigrati, più frontiere aperte, più cittadinanza facile, no? E così questo tipo. Ecco, io credo che sia esattamente dal lato opposto. Quindi se chi propone questo tipo di cambiamento, che poi cambiamento non sarebbe, no? Cioè sarebbe semplicemente un ritorno a quello che è sempre stato, prende queste sportellate in faccia, così come è stato il risultato del referendum, allora dal mio punto di vista significa che chi vuole un cambiamento lo vuole dal lato esattamente opposto. Cioè io sono convinto che in questo momento c'è della gente che non è contenta, che vuole un cambiamento, ma che lo vuole in direzione di cambiamenti ancora più radicali e, secondo quello che appunto scrivo anche nel mio libro, in 20 anni di sovranismo, secondo me vuole dei cambiamenti radicali in quella direzione lì, cioè nella direzione del più decisione, cioè cambiamento rivoluzionario dell'impostazione dei cittadini in modo tale da portare da smontare in modo definitivo, no, questa costruzione terrificante delle frontiere spalancate, del non si può fare altrimenti, l'Europa ci ha chiesto di riarmarci, facciamo come l'Europa e quindi smantelliamo gli ospedali, facciamo quello che ci ha chiesto l'Europa e quindi tassiamo la casa. Ecco, io credo che veramente ci sia un sacco di gente in giro che vuole che si mandino a fanculo. Scusa il giro di parole. Prego, tanto voglio dire, ci hanno fatto addirittura un partito sul tema del vaffanculo. Cioè, sì, infatti sono alcune tradizioni, perché come quando effettivamente ero un po' commosso quando c'è stato il congresso che hanno messo
tanti video e manifesti della vecchia Lega, no? dove si riportavano esattamente, insomma, queste idee. Quando confesso che mi è scesa una lacrimuccia quando ho visto no Forcolandia, no? Quando c'era l'Unione Europea che strangolava l'Italia. Ecco, io sono abbastanza convinto che quando arriva qualcuno che ci dice ormai che quello che vorrebbero davvero vedere sono dei segni, perché tanto non esisterà nessun tipo di governo, no? Con la bacchetta magica, proprio perché parliamo di scuola di magia, che in 2 secondi potrà fare in modo che tutti diventeranno ricchi, no? Così, questo tipo. Cioè, io credo che proprio la prima esigenza di tutti sia cominciare, diciamo, la rivoluzione dell'orgoglio. Cioè, fare in modo che quando arrivano a chiedere più di questo, più di quell'altro, no? Più tasse sulla casa e così via, vogliono vedere un liberatorio, no? Vaffanculo. Cioè, cara Unione Europea, vuoi più tasse sulla casa? Cosa, tra parentesi, appena chiesta la settimana scorsa, cioè non è che stiamo parlando di concetti vaghi o vuoti. L'Unione Europea non più tardi di settimana scorsa ha fatto uscire le raccomandazioni dove dice che noi dobbiamo prendere e riformare sto benedetto catasto e quindi mettere più tasse sulla casa, perché è una cosa che allora è sempre stata sul gozzo, il fatto che in Italia siamo quelli con la più alta proprietà immobiliare, e quindi niente, non gli va bene nel suo progetto di smantellare la nostra società e sostituirci con gente che arriva coi barconi, con il primo che passa, con l'intelligenza artificiale o cose di questo tipo. Beh, ecco che l'idea loro è quella di smantellare i nostri punti di forza. Uno dei punti di forza è la casa, e quindi mi spiace, voi dovete tassarla riformando il catasto. Quindi in apparenza è una cosa giusta, ma certo, così tu avrai il catasto con il valore corretto delle case. Peccato che sappiamo tutti a cosa conduce, no? Questo conduce che quella che normalmente la nostra casa non è certo un reddito, perché se il problema fosse il reddito della casa ci sono tutti i modi di tassarlo, ma la casa di proprietà è un costo di solito, però è un costo, ma è un rifugio, è una forza per il cittadino avere una casa in cui rifugiarsi, diciamo così, anche nei periodi in cui le cose non vanno benissimo. Ed ecco che quindi la soluzione che cos'è? Dire che uno perché ha una casa è un ricco e quindi perseguitarlo. Stessa roba con la macchina di proprietà, stessa roba, cioè, capite? Sono tutte è un terribile attacco costante alla proprietà privata, che altro non è che un terribile attacco alla libertà del cittadino. Ecco, a tutte queste cose, secondo me, quello che chiedono i cittadini è essere un po' più assertivi, diciamo così, no? Perché anche questo governo tante volte, col fatto di dire vabbè, ma noi non vogliamo aprire troppi fronti, ma sì, ma insomma, cioè non è che bisogna. Ecco, io credo che una componente importante, che è quella che dovrebbe essere affidata alla Lega e che quindi dovrebbe poter essere in modo inequivocabile chiarito che noi rappresentiamo quella cosa lì, no? Segnale, sia quella che dice: noi vogliamo tornare a essere padroni a casa nostra, per cui il fatto di essere padroni a casa nostra significa che quando arriva qualcun altro dalla Svezia, dalla Lituania o così questo tipo ci dice che cazzo fare della nostra vita, la risposta tante volte è un vai a fare nel culo, no? In modo tale che noi possiamo tornare liberi di sbagliare, perché possiamo anche fare gli errori, in passato ne sono stati fatti tantissimi, ma almeno sappiamo chi e perché. Ecco, cioè invece l'idea di dire io vorrei costruire un ospedale perché c'ho bisogno, vorrei costruire un tribunale più vicino a casa, no? Seminario, non posso. Perché? No, perché le regole di spesa sono quelle. Voglio abbassare le tasse? Ma non posso perché le regole di spesa sono quelle. Ma vorrei migliorare le pensioni? Ma non si può perché il patto di stabilità che chiede questo. Però invece se vuoi comprare un missile, un siluro,
una mitragliatrice, così di questo tipo, allora va bene, ti diamo anche la carrezzina, puoi spendere fino a 800 miliardi. Ecco, tutte queste robe qua sono cose che devono essere, dal mio punto di vista, rimandate molto molto velocemente al mittente. Ti lascio fare il jingle perché tanto so che ti piace alle 10. No, ancora mancano 3 minuti. Mancano Invece, 4 minuti, scusa, non avevo visto. sì, visto che siamo in tema, mi è stato chiesto nel corso della rassegna stampa, siccome oggi Carlo Cambi scrive del blocco degli Euro 5 nella pianura padana a partire da ottobre, e Cambi dice: ma allora perché abbiamo votato a fare Cirio, Zaia e Fontana? A maggior ragione un ascoltatore mi ha scritto: chiedi a Borghi della storia degli Euro 5. Quindi gliela chiedo, senatore, in 3 minuti, cos'è questa storia degli Euro 5? Ecco, questo è un caso bravissimo, vedi, si vede il giornalista e il conduttore preparato. Questo è un altro dei casi emblematici, no, di questa roba. Allora, è venuto fuori che secondo loro noi eravamo più inquinati di altri. Mi verrebbe da dire, ma grazie al cazzo, cioè è la geografia che fa così, no? Cioè la pianura padana che È un imbuto. che a noi piace tanto perché ci siamo nati, ma dall'altra parte ha qualche piccolo problema dal punto di vista geografico, cioè Esatto. questo catino delle Alpi che ci protegge dai tornadi, ci protegge da tante cose pericolose, brutte che magari arrivano da altre regioni, dall'altra parte purtroppo in certe condizioni meteorologiche ristagna un po' l'aria. Cioè non è esattamente, dobbiamo ammetterlo, non è esattamente il posto con l'aria più pulita del mondo, perché appunto essendo che siamo chiusi da 3 lati, no? Dalle montagne, ogni tanto capita che ristagna un momento. Però direi che ci sono stati enormi miglioramenti anche dal passato, no? Cioè vi ricordate quando c'era lo smog, il nebbione, no? E così questo tipo, in ogni caso siamo tutti sopravvissuti. Certo, bisognerebbe migliorare. Il risultato però che cos'è? Che arriva l'Unione Europea e si dice ma lì voi siete più inquinati rispetto alla Normandia, no? E lui si fa, ma cazzo, ma quella è una pianura sull'oceano, te credo che ci sarà l'aria più pulita, non è mica colpa nostra. E allora ti dice, vabbè, però non importa, voi significa che non state facendo abbastanza per ridurre l'inquinamento e quindi, sempre no, cioè delle premesse inevitabili che portano a soluzioni sbagliate, e quindi dovete ridurre, no, le vostre fonti inquinanti e così via, fate voi. Il risultato che cos'è? Che ti mettono in procedura di infrazione per inquinamento, la regione e così via fanno opposizione, arriva la solita Corte di Giustizia dell'Unione Europea che fa la sentenza e dice no, avete torto, voi dovete ridurre le emissioni di inquinamento, fra cui quindi anche le macchine. Il risultato è che se per caso il governatore dice va bene, ma io non me ne frega niente, non lo faccio, perché non è che posso mettere tutti con l'auto elettrica in pianura padana, perché se no tanto ci sarà l'inquinamento, che tanto in generale ci sarà lo stesso sempre, perché non credo che l'auto elettrica funzioni con l'elettricità prodotta sfregando i gatti, ecco. Cioè magari sì, posso metterci una centrale nucleare, ma ci vuole un po' di tempo, ecco, per pensare di farla. E quindi nel frattempo che cazzo faccio? Cioè impedisco a tutti i cittadini di andare in macchina? No, non me ne frega niente, se non lo fai ti condanno. Allora giustamente, giustamente qualcuno vorrebbe l'atto eroico, però il governatore tante volte allarga le braccia e dice senti, cazzo devo fare? Qua c'ho la sentenza in mano, e nel momento stesso in cui io dico di no, cosa che è successa, mi inquisiscono, perché arriva la sentenza della Corte di Giustizia che dice che deve togliere le auto diesel, no? Allora il povero Cirio Chipereso dice no, non me ne frega niente. Il secondo dopo arriva Lega Ambiente, Lega Cazzi, Lega qualcosa, no? E similari, che fa partire una denuncia. Il procuratore non vede l'ora e subito inquisisce tutti, no? Con Sì. omicidio colposo, strage, no? E così di questo tipo, perché non hai fatto
non è dato in mano a tutti la bicicletta. Il risultato allora il governatore cosa fa? Dice io allargo le braccia. Allora deve arrivare il governo. Nel governo in tanti esitano perché dice ma come si fa, no? E così via. Allora deve arrivare, così come è arrivato 2 anni fa, così come è arrivato l'anno scorso, deve arrivare Salvini e noi della Lega a dire no, che cazzo, non si può fare una roba del genere, allora si fa un decreto per disattivare la cosa. Il decreto, dopo che si è fatto, arriva il Consiglio di Stato, arriva la cosa, ti dice che è legittimo. Vi ricordate le stesse robe delle quote latte, di tutte dei balneari, cioè tutte le robe, no, dove a un certo punto tu hai lo Stato che prova a decidere contro il volere di un'Unione Europea, che però alla fine ti dice che decide lei. Ecco, io vorrei uno Stato dove questa cosa non esiste, dove ci sia un punto, dove sia scritto in grande che quello che decidiamo noi al Parlamento prevale su quello che dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di Bruxelles, il regolamento del commissario europeo e cose di questo tipo, che se sono cose che riguardano casa nostra, cioè noi non vogliamo andare a dire agli altri che cosa fare, no? Ma se sono cose che riguardano casa nostra, io penso che il diritto dei miei cittadini a non dover andare in giro con la macchina che vuole, no? Sia abbastanza sacrosanto, anche perché va a colpire la povera gente. Il ricco c'ha la Tesla, c'ha l'elicottero, c'ha quello che vuole, sia prevalente, e quindi anche credo di questo si parlerà nelle prossime riunioni che faremo questa settimana. Ecco, e questo mi sembra molto importante. Chiedo la pausa, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci alle 10, 3 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi. Senatore, allora, mi pare che in questo paese noi comunque si sia molto bravi a raccontarci le nostre illusioni. Prima nel Liberamente, giustamente aggiungerei, Giovanni Sallusti rideva per l'intervista che ha rilasciato Elly Schlein a Repubblica stamattina. Io stesso stamattina ho detto che la rassegna stampa sarebbe stata fatta sulla fantasia e non sulla realtà, presentando questa incredibile intervista nella quale la Schlein vi manda già il preavviso di sfratto, dice abbiamo preso più voti di quanti hanno portato la Meloni al governo, alle prossime elezioni non ci sarà il quorum, non ci sarà l'astensionismo, ve la faremo vedere, pagherete caro, pagherete tutto. No, questo non l'ha detto, però insomma ha promesso fuoco e fiamme. La domanda che uno si pone è: ma la Schlein si rende conto del fatto che ha preso una trambata in piena fronte da parte di tutti gli elettori, o la Schlein vuole credere a quello che più le conviene? Antonino, scusa, mi senti così perché sto cercando intanto... Perfettamente. Grazie, scusa, perché intanto nel frattempo sto mettendo dentro le ultime mie masserizie per andare giù a Roma in valigia. No, comunque se ne rende conto perfettamente, e la Schlein ha dei suoi problemini in casa, cioè vale a dire ha dentro il partito un po' di soggetti che dicono ma noi dobbiamo andare dietro a sta sciroccata qua. Quindi dall'altra parte deve cantare vittoria anche di fronte a una trambata, no? Cioè il famoso guarda, dovevo veramente togliere questi 2 denti in fronte, no? E quindi mi sono buttata volontariamente contro il tuo pugno, e similari. No, il problema però
è stato leggere certe cose scritte anche sui social e così via, mentre veniva fuori questa trambata, specialmente legata alla questione della cittadinanza facile. Io ho visto delle cose incredibili che ho dovuto segnalare alla polizia e similari, perché uno dice: ma qui allora non se ne viene fuori, bisogna ricominciare a far trovare dei politici dentro nei bauli delle auto. Così Ma è. che cazzo stanno a dire? Scusi, ma stavolta lo dico io, ma che cazzo hanno nel cervello questo? Giusto per far capire com'era il tono, no, di certi commenti. Sì. Questo è letterale, ovviamente io prendo, segnalo alla polizia. Ha fatto bene. Ma voi capite che in tanti hanno questo atteggiamento perché il sistema che hanno disegnato loro, no, questo vale a dire del potere sempre più lontano, sempre più tecnocratico, è quello a cui la sinistra di casa nostra ha sempre puntato, no? Perché sa che alle elezioni non le vincono e quindi per governare devono necessariamente avere un potere esterno, perché a loro la democrazia dà fastidio. La odiano la democrazia, cioè il fatto che i cittadini gli dicano quello che vogliono, per loro è vergognoso, perché era scritto adesso io non è che voglio riportare fuori certe cose che abbiamo già detto, ridetto, però tutto si tiene, cioè quello che loro seguono è l'impostazione, l'ideologia del manifesto di Ventotene, quello dove c'è scritto che tutto torna, che devi fare il superstato europeo, che ci vuole l'esercito europeo per disciplinare la gente che non vuol fare quello che loro vogliono, che quelli che devono comandare sono gli illuminati, cioè quelli che sanno che cosa deve essere fatto e cosa è giusto per le masse, che la democrazia sarà un peso morto, no? E così via. Ecco, loro idolatrano questa roba qua. Quindi il fatto che ogni volta quando c'è un'espressione di democrazia, cioè come un'elezione, e non va come dicono loro, no? Perché dice: ma com'è possibile che gli italiani non vogliano in massa più migranti, più invasione, così questo tipo, che invece così facendo è il nostro obiettivo, no? Perché così facendo sostituiamo tutti questi fastidiosi soggetti con una bella massa di persone intercambiabili, no? Intanto noi dai nostri bellissimi attici possiamo vivere una vita più competitiva, no? rispetto agli altri paesi. Vergogna. E questo purtroppo è così. Allora a quel punto bisogna evitare di votare. Ricordate tante cose dette da personaggi di questo mondo qua, no? Vi ricordate Monti che diceva: queste cose devono essere messe al riparo dal processo elettorale. La banca centrale non può essere in qualche modo collegata ai cittadini, cioè le decisioni che veramente contano non devono essere lasciate nelle mani di chi vota, no? Perché noi sappiamo quello che è giusto per loro. Ecco, il problema è che poi quando vedono che questo non è, gli viene voglia a questi soggetti di arrivarci con le cattive. Ecco, io ogni tanto lo dico e dico che se siamo ancora in una società civile e dove con tutti i nostri difetti però si può ancora vivere, tante volte secondo me deriva dal senso civico di chi non vota a sinistra, perché se noi fossimo come loro si va a guerra civile, perché cioè veramente, insomma, se l'atteggiamento di chi è di chi non si riconosce con la sinistra deve essere così intollerante, così antidemocratico, come spesso invece è quello di molti sostenitori, non tutti, ma molti sostenitori della sinistra, del globalismo, no? E di questo, perché sovranismo si contrappone al globalismo, quindi molti sostenitori del globalismo, secondo me si va veramente a guerra civile. E io credo che anche le rivolte che stiamo vedendo negli Stati Uniti, in California, perché vogliono più immigrati dal Messico e così via,
siano indice di questo tipo di atteggiamento. Cioè, se arrivano delle cose che a loro non vanno bene, allora si mette a ferro fuoco la città. Quando invece comando io, tu devi fare tutto zitto e silenzio, perché sennò altrimenti ti metto in galera per quello che scrivi, ti faccio la legge contro per censurare quello che dici, no? E così via. Sì, e questo è francamente inquietante, estremamente inquietante. Così come è inquietante in America vedere pezzi dello Stato che si ribellano tra di loro, con il governatore californiano che addirittura porta in tribunale l'amministrazione Trump perché non ha chiesto il permesso per inviare la Guardia Nazionale a garantire l'ordine per le strade di Los Angeles. E poi Trump prende e scrive: guardate che senza di me Los Angeles a quest'ora sarebbe stata rasa al suolo. Cioè non è bastato l'incendio e il fatto che avessero ridotto i vigili del fuoco per tutti i motivi ambientali del Menga. Non sono bastate queste rivolte. Ma che cosa vogliono ancora? Ma è mai possibile che ogni volta in cui la democrazia si difende, anche ricorrendo alle maniere forti, si invoca il fascismo? Se non vanno a votare quelli che vogliono loro, arriva Landini e parla di crisi della democrazia, quando astenersi al referendum con il quorum è una posizione pienamente legittima e pienamente costituzionale. Ma senatore, scusi, cioè questi ci prendono per il culo o sono convinti davvero che abbiamo l'anella al naso? No, ma questi in realtà ci credono davvero, cioè, loro pensano così tanto circonfusi, no? dal credere e dal pensiero di essere loro detentori del giusto, del vero, no? È quello che dico io, quello che chiedo io, è quello giusto, e quindi tu che non vuoi quello che dico io, quindi tu sei uno del male, no? Cioè, un fascista. Sì, sei un fascista, e quindi come tale sei disumanizzato, no? Io posso tranquillamente pensare di farti le peggio cose perché tanto non sei più un uomo. Certo. Quindi insomma è molto complicato. Sì, sono certe logiche da anni 70 che io credevo fossero ormai consegnate alla storia e che invece tornano ancora una volta in vita, in vigore, e francamente mi lasciano molto preoccupato. La crisi di democrazia è nei discorsi che lei segnala alla polizia, è nella gente che ha il coraggio di dire a viso aperto, con nome e cognome, dobbiamo cominciare di nuovo a far ritrovare la gente nei bagagliai. Cioè, ma questi praticamente stanno dicendo che inneggiano e vogliono il ritorno delle Brigate Rosse, per chi non l'avesse ancora capito. E io Sì, non voglio che l'Italia quello nel torni bagagliaio alla per stagione degli antonomasia. anni di piombo. Perché quello per il bagagliaio, per chi magari qualche giovane che ci seguisse, no? Quello lasciato nel bagagliaio per antonomasia era Aldo Moro, no? Trovato nel bagagliaio Esatto. della Renault 4. Tanto per chiarirlo a chi è abbastanza giovane o ancora non l'ha letto nel libro di storia. Allora, io non voglio che l'Italia torni a logiche di questo genere, non lo voglio proprio. Io voglio un paese libero, moderno e democratico, grazie a Dio, dove tutti devono avere il santo diritto di andare al governo in santa pace, senza che i soliti vengano a dire però ha vinto il fascismo. Fascismo cosa? La gente vota e prende delle decisioni, stateci. Per esempio, le voglio chiedere questo, già che ci siamo. Il referendum sulla cittadinanza, no? Che peraltro aveva visto delle prese di posizione da parte dei vescovi italiani, e questi sono altri frutti amari che lascia il bergogliismo, perché io, vede, non ho paura di Bergoglio, ma ho paura del suo fan club, che è ancora vivo e operativo, e voglio dire, noi abbiamo visto gente farci la predica che dovevamo a tutti i costi ridurre la cittadinanza, ridurre i tempi d'attesa per la cittadinanza. Poi vanno a votare e prendono la tramvata. La tramvata è 35% di no, più altri 30 milioni di italiani che non sono andati a votare. Quindi la domanda è: gli italiani sono un popolo di razzisti o è colpa di Matteo Salvini? Perché tanto questa sarà la spiegazione. O è colpa di Matteo Salvini e di gente come Claudio Borghi e questa emittente che hanno inoculato la xenofobia negli italiani? Oddio, oddio, il fascismo che ritorna? Ma in realtà e mi ci metto anch'io tra gli inoculatori a questo punto. Sì, sì.
inoculiamo. Poi se volete dedichiamo magari 2 parole invece cambiando a uno delle paure del momento, no? Che sarebbe il DNA autoreplicante, no? E così via, che è una cosa che sui social gira molto. Però su questo tema che invece, come dire, è più squisitamente politico. Scusate, sto prendendo un ascensore, non vorrei che cada. Prego. Ma, insomma, ci proviamo, perché l'ascensore è il peggior nemico delle telefonate, ecco, mettiamola così. D'altra parte devo raggiungere. Poi il prossimo peggior nemico sarà il box, no? Che è quello da cui sì, questo programma ha sempre questi 2 momenti topici, l'ascensore e il box, nel corso dei quali la libertà di parola viene messa a dura prova. Però noi siamo fiduciosi, senatore, confidiamo. Facciamo il tifo per lei. Era anche storicamente uno degli argomenti dell'epoca d'oro degli inizi contro l'euro, no? Quando c'era della gente che ci diceva che se noi avessimo mollato la moneta unica, poi ci sarebbero state le pallottole nei garage, che Mamma mia. Era una cosa un po' curiosa, insieme anche con se non mi ricordo male, per scaldarci dovremmo bruciare gli infissi delle finestre. Mamma mia. Ma cose dette davvero, cioè, attenzione, non è che sono delle battute, no, similari, sono degli argomenti portati avanti, no, all'interno delle cose. No, ma in realtà dovrebbe essere una cosa normalissima, cioè vale a dire il decidere chi entra a casa propria dovrebbe essere. Adesso a me viene da ridere, ma perché veramente stiamo parlando del mondo al contrario, no? Senza dover copiare diciamo gli slogan del generale Vannacci, ma dovrebbe essere una cosa normale che uno decida chi entra a casa sua. Ma guarda un po'. In questo mondo al contrario, il poter decidere delle politiche migratorie, delle politiche di accettazione di persone diventa fascismo, diventa ma non c'è alternativa, no? E così via. E se qualcuno, come ha fatto Salvini, mandato al governo con il mandato di dire tu devi bloccare l'immigrazione, capita che lo faccia, no? E quindi che faccia questa cosa così imprevista, no? Rispetto a quello che normalmente è dedicato, è l'esito della politica, no? Dove uno promette qualsiasi cosa e poi dopo arriva lì e fa il contrario. Ecco, no, cioè arriva una cosa, ogni tanto qualcuno che fa una roba strana, cioè vale a dire io faccio quello per cui voi mi avete votato, ecco che lo devi inquisire, che diventa un sequestratore delle loro armi, dei loro strumenti. È questo qui, cioè vale a dire che non c'è. E se tu non fai come dicono loro, indipendentemente da quello che dicono le leggi, da quello che dice il Parlamento e così via, ecco che sei un criminale e quindi devi essere inquisito. Lo stesso tipo di meccanismo che viene utilizzato per dire, fai un'idea, anche adesso l'idea del cazzo, cioè l'idea di fare il campo migranti in Albania, no? Diciamo che è un'idea del cazzo, ma è un'idea, no? Cioè io dico, io provo a fare questa cosa, e no, non puoi, perché allora arrivano 200 giudici che ti dicono che a loro parere questa roba confligge con le leggi dell'Unione Europea, cosa che non è vero, ma non importa, perché tanto le cose sono costruite in modo tale che loro ti dicono che il diritto dell'Unione Europea prevale su quello italiano, e nessuno ha mai scritto questa cosa, nessuno ti ha mai detto questa cosa. E quindi, e non solo, è che il giudice ordinario può decidere lui, no? Se una cosa è contro il diritto europeo, e quindi anche se c'è una legge italiana che dice esattamente il contrario, il giudice non solo deve, secondo le loro regole, disapplicare quanto detto dalla legge italiana e deve conformarsi a quello che è a suo dire. È una legge europea che magari non c'è, ma tanto chi se ne frega, a mio dire. E quindi allora succede che se io voglio portare i migranti in Albania per far vedere che se tu arrivi qua, in ogni caso in Italia non ci arrivi, ma alla peggio ti mandiamo in Albania, cioè alla meglio, insomma, se proprio ti va di lusso ti mandiamo in Albania, capire se hai veramente diritto di asilo o no, e probabilmente non ce l'avrai, ecco che stai infrangendo delle leggi e io
obbligo a rilasciarli. E quindi questo purtroppo è, cioè portare tutto a strumenti tale per cui quello che tu hai deciso in realtà non vale niente. Adesso scusate, entro un attimo in macchina, vediamo un po'. Prego, nel frattempo lasciamo che il senatore si accomodi e attacchi anche il viva voce, così possiamo andare tranquilli, perché naturalmente ça va sans dire. Questo è il bello della diretta. E c'è poco da aggiungere, cioè io credo che non sia stata una reazione razzista, ma semplicemente una reazione di buonsenso. Gli italiani vogliono un'integrazione, un'immigrazione controllata e una integrazione di chi arriva. Perché non è possibile che noi si assista a scene tipo quelle che abbiamo visto a Monfalcone, con il prete, anzi con il rettore accogliente del santuario che dà lo spazio agli islamici per pregare, e però una statua del Sacro Cuore di Gesù viene velata. Che poi la cosa che fa più incazzare è che qui non siamo all'Islam usato come religione, ma all'Islam declinato come politica, perché ci sono milioni di arabi nel mondo islamico che si chiamano Issa, cioè Gesù, e il Corano stesso parla di Gesù Cristo come profeta prima di Maometto. Però noi dobbiamo assistere a queste scene, o dobbiamo assistere al vescovo di Prato che dà lo spazio perché così i fratelli musulmani possono celebrare la festa del sacrificio. Io ancora sto aspettando che qualcuno in Arabia Saudita, in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti vada con la Bibbia e si metta a leggere la Bibbia in pubblico o a pregare il rosario in pubblico, e vediamo che succede dopo. Senatore, ci sono 2 telefonate per noi. Eccomi, intanto sono saldamente in macchina e fra un po' finiscono anche i bip bip, perché ovviamente finché sei dentro nel parcheggio, dato che oltretutto erano costruiti per le Topolino, no? questi parcheggi, ogni volta che tu cerchi di uscire con una macchina normale suona da tutte le parti, no? Perché ormai ti mettono anche il sensore dove non batte il sole. Ecco, allora io nel frattempo faccio intervenire gli ascoltatori, se a lei va bene. Ecco. Sì, vado. Pronto? Chi è là? Pronto? Pronto, buongiorno signor Borghi. Sono d'accordissimo oggi con tutto quello che ha detto, anche con la frase del signor Danna, che purtroppo non è più Bergoglio che fa paura, ma è quello che è rimasto di quello che purtroppo in questi signora mia, siamo in 2 allora, vedo. Esatto. Aver compagna al duolo scema la pena, mia cara, prego. Sì, infatti. Allora, niente, quello che sta succedendo a Los Angeles, che è la città per la California, ormai sappiamo che è l'ultimo baluardo di questo deep state, di questi satanisti, di questo potere oscuro che vuole ancora dominare, cerca, infatti morente, un potere morente cerca di buttare gli ultimi spruzzi di fuoco e cerca di fare più danni possibili. Lo sappiamo, Los Angeles, da chi è frequentato, da Hollywood, dai divi di Hollywood, da questo marciume satanista che ha imperversato in questi anni in America. Non abbiamo paura, però noi almeno io sono fiduciosa, perché ripeto, questi sono gli ultimi spruzzi, gli ultimi colpi di coda di un potere, di un deep state morente, che presto o tardi fortunatamente sta arrivando, ed è arrivato anche qui da noi. Quindi non vedremo più, secondo me, episodi di Monfalcone, perché con la Chiesa di Leone XIV questi episodi non li vedremo più. Penso anch'io. Quindi sono molto molto fiduciosa. Forza Presidente Trump, e chi c'è dietro di lui ha il potere di andare avanti e sa cosa deve fare contro questa bestia morente satanista. Grazie mille e buon lavoro. Senatore, io insomma di esorcismi me ne sono occupato. Arrivare a pensare che sia tutta una bestia satanista, sai, io ho paura di quelli che dicono il diavolo non esiste, ma anche di quelli che dicono che il diavolo è dappertutto. Però al di là di quello, delle considerazioni, diciamo così, ecclesiali
ecclesiologiche, religiose della signora, un fatto è certo. Cioè, Donald Trump è la risposta a tutto un mondo woke, un mondo liberal, un mondo accogliente, accoglione, come lo vuole chiamare lei, che sostanzialmente la gente non vuole. Questa è la realtà. Però come non è, ci raccontano che siamo una manica di fascisti. E allora qualcosa qui non funziona. Ma Antonino, vedi però come torna tutto il nostro discorso che abbiamo fatto. Cioè, se la gente non vuole quella cosa che vogliono loro, la soluzione è meno democrazia. Certo. Non ce n'è, no? Alla fine veramente tout se tient, come dicono i francesi, tutto torna. Il nemico siete voi, siamo noi, cioè il nemico per loro è la possibilità che la gente dica cosa vuole davvero per sé, no? E quindi deve essere eliminato, no? questo sistema. E infatti è un grave errore quello che hanno fatto con il referendum. E volevano o credevano, pensavano, no? Perché vi ricordate anche come è nato, no? Questa cosa del referendum? Questa cosa del referendum è nata con un altro dei modi di disattivare la democrazia, vale a dire il click online per la firma del referendum. Perché il referendum che in Costituzione ci vogliono 500.000 firme, non era fatto a caso, oltretutto tenuto presente che la popolazione era più bassa all'epoca, che era più difficile comunicare e che oltretutto nei primi lavori preparatori della Costituzione c'era Mortati che chiedeva, che non era esattamente l'ultimo arrivato, che chiedeva più firme addirittura, no? Di 500.000, perché il ragionamento era: il referendum deve essere una questione eccezionale, cioè deve essere anche praticamente una specie di ribellione contro il governo, no? E contro la maggioranza, perché è ovvio che se la maggioranza volesse fare una legge può, no? Non ha bisogno del referendum o similari. Quindi deve essere una questione così importante, così sentita dal popolo, tale per cui il popolo può, facendo una cosa senza precedenti, cioè vale a dire raccogliendo addirittura 500.000 firme, no? Così può portare a decisione diretta. E questa roba noi ci siamo sempre abbastanza accorti, quando abbiamo preso e raccolto le firme in passato per il referendum. Sono stati dei lavori complicatissimi, perché appunto bisognava far sì che le cose fossero sentite. Scusate, così approfitto sempre perché anche perché manca un minuto. Ecco, perché quando scrivo 20 anni di sovranismo serve anche per ricordare delle cose che in certi casi vengono lasciate. Vi ricordate quando abbiamo fatto, raccogliendo le firme, sputando sangue con agenti volontari in Bellerio a classificare per le firme contro la Fornero? Cioè, allora abbiamo raccolto 500.000 firme, davvero, senza click, no? Perché questi referendum con i click. Abbiamo raccolto 500.000 firme, c'erano tutte, e arriva la Corte Costituzionale che ti dice che però non si poteva fare. Cioè, capite quante teste ha l'Idra, no? Tale per cui non si deve dare la parola ai cittadini. Loro invece, eccitati dal fatto di poter fare il referendum con i click, ci hanno messo 2 secondi con Gali, tutta questa bella gentina qua, no? A dire firmate, via, dai che ci liberiamo, convinti di aver fatto la fenomenata, e purtroppo un piccolo errore, perché il referendum alla fine è uno strumento di democrazia e la gente gli ha detto cosa ne pensava. Appunto, noi chiudiamo qui, mi scuso con l'ascoltatore che era in attesa, ma l'orologio purtroppo ci corre appresso. Senatore, grazie, la prossima settimana troverà Sammy Varin, io la ringrazio per questi 2 mesi a fare l'apprendista stregone con lei, perché è davvero una grande scuola di magia, quindi al piacere di risentirci presto e di ritrovarci presto. Piacere tutto mio, Antonino, grazie, un abbraccio. Grazie ancora, adesso Auto da Fe con Giulio Cainarca, buona giornata, ci ritroviamo stasera per Zoom. Avete ascoltato